c'è un aspetto importante che tu tra le righe non hai detto, ma bisogna dire. Ragazzi, il Napoli è una squadra vecchia. Perché molto spesso qualcuno mi viene a dire, ma con questa squadra che vale... No, E non no, vale! ecco perché ti ho detto, se tu vorrai, Sì. chiaramente, ma visto il lavoro meraviglioso che fai di informazione ormai, e non solo di pathos e di emozione, è arrivato il momento di sbattere in faccia ai tifosi la realtà di quello che è un bilancio di una società calcistica che è molto diverso, basti pensare. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Amici bellini, allora questo è un video diversissimo dagli altri perché sì, è con un addetto ai lavori, però andiamo molto nel profondo e può essere lungo per alcuni, lo capisco, se non ce la fate a vedere lasciate un like e andate a fare le cose vostre, tutto a posto, però è cruciale per chi voglia fare approfondimento che vi iscriviate al canale Telegram che trovate in descrizione e magari mi seguiate su Instagram perché... lo dico sotto, stiamo rompendo un po' i coglioni in giro. Cercate di capirmi, non posso essere più esplicito di così. Quindi, nel caso in cui questa situazione qui venisse a mancare all'improvviso e sono leggermente preoccupato, non mi chiedete di più, semplicemente seguitemi nel caso in cui ci sarà bisogno di spostarsi da qualche altra parte. Fidatevi di me, godetevi l'intervista, la chiacchierata con Guido Gentile e poi ci saranno anche degli outtake, delle cose che non ho inserito, era a microfoni spenti e se riceviamo tanti apprezzamenti per questo tipo di video lo posterò poi domani in seguito eccetera eccetera e ve lo porto live senza indugio, via. Amici bellini, sono giornate dove c'è la pausa, dobbiamo fermarci un attimo dal calcio giocato e quindi possiamo approfittare per parlare con persone che fanno parte degli addetti ai lavori, con giornalisti, con scrittori ed ho il piacere di presentarvi Guido Gentile, scrittore di calcio, di cinema per SempreNapoli.it, il portale tra l'altro trovate il link in descrizione, qualcuno dei nuovi non ha visto il bellissimo articolo che lui ci ha dedicato. Grazie Guido per questo incontro. Grazie a te, Valerio. Qui è un martedì pazzesco, non so a New York. Anche qui, amico mio, è sempre così. Vabbè. Guido, credo che la piazza sia confusa. Credo che non ci sia chiarezza in città perché dopo un periodo, insomma, di attacco continuato all'allenatore, adesso pare che si stia shiftando verso però se restasse Gattuso, forse, eccetera, eccetera, un pochino la piazza sta cambiando idea. È merito delle ultime due partite? Sta cambiando qualcosa? Che cosa ne pensi? Beh, come sai, io non mi occupo di calciomercato, altrimenti dovremmo fare una diretta di 10 ore. Io sparerei 753 nomi, tutti sbagliati. Il giorno dopo faremo una diretta di 12 ore dove sparerei 853 nomi, tutti sbagliati. A parte gli scherzi, noi ci vedemmo più o meno 2 mesi fa e io anticipai un po' quella che era la situazione che ho denominato i 3 giorni del Condor, così non ci prendiamo nessuno dei due una querela. Beh, i tifosi sono umorali, colpevolmente a volte la mia categoria tende a influenzarli. Se ti devo dire la mia, la situazione è una bella domanda, la situazione è delicata. Se vivessimo in un sistema chiuso, quello che non è la vita, quindi si sta solo in Napoli, già la situazione sarebbe complessa perché chiaramente De Laurentiis dovrebbe fare un mea culpa e un passo indietro, non dico scuse pubbliche, Gattuso ingoiare un po' amaro, il Napoli miracolosamente dovrebbe qualificarsi sulla Champions, ma questo penso che sia un argomento che poi tratteremo dopo, Sì. quindi poi ci vorrebbe una comunione di intenti, di obiettivi, di organizzare la rosa, il campionato, vedi quanti se. Mhm. Il problema della panchina del Napoli, scusate se l'ho presa alla lunga, è che se rimane Gattuso, se tutti questi sei che io ho premesso che non sono facili, è che c'è incompatibilità con alcuni dirigenti. Quindi o Gattuso, pace fatta con De Laurentiis, secondo posto, terzo posto, o due dirigenti che molto probabilmente, quello sinceramente non lo so, non hanno nemmeno un contratto calcistico da 3 anni, 5 anni, probabilmente sono a tempo indeterminato, Mm. perché ormai la situazione diciamo è grave, che comunque è un allenatore che sentirebbe una certa ostilità interna e come lui ha detto, perché poi Gattuso non conoscerà la Divina Commedia a memoria, però è stato scorretto trattarlo come uno stupido, un deficiente
intelligente, una cosa non essere eruditi, una cosa non essere intelligenti, diciamolo, quei messaggi erano dei messaggi piuttosto chiari, chi non li voleva capire non li capiva. Quindi la situazione è molto più complessa di quello che può pensare la piazza, vinciamo anche con la Juve, vinciamo qui, vinciamo lì, io rimango, perché si dovrebbero chiarire delle situazioni interne che in questo momento sono incompatibili, o lui o questi dirigenti. Quando parlavamo di Sarri, no? Che si è parlato del ritorno di Sarri, ma Sarri è ancora in effetti sotto contratto con la Juve, si parla di una penale per liberare del contratto. Tu mi dicevi bene quanto in effetti pesa a bilancio ancora Sarri sulla Juve. Sarri aveva un contratto di 3 anni, con penali a scalare, quindi molto alto il primo anno, media, il secondo anno è più bassa, mi sembra 2 milioni e 8 il terzo, quindi non era un contratto di un anno, era di 3 anni più l'opzione. Adesso costa al bilancio la Juve 17 milioni 335 mila euro, proprio ufficiali. Il punto è che secondo me c'è una serie di amicizie, di suggestioni e influenze che hanno spinto per un ritorno di Sarri a Napoli. Sulla capacità tecnica di Sarri non possiamo dire nulla, alziamo solo le mani. Voglio anche passare sopra, sia come essere umano che come tifoso, che come giornalista, tutta quella che è la narrazione che lui si è in maniera molto intelligente costruito. Il punto è che è sbagliato vedere Sarri come l'allenatore di 5 anni fa. Cioè Sarri oggi è un allenatore che ha ambizioni e secondo me sta muovendo anche le sue pedine, sa che molto probabilmente non può tornare a Juventus, tranne se la Juventus è disperata, deve suonare Pirlo, ma non può tornare nemmeno a scadenza Sarri, quindi se torna Sarri alla Juve ovviamente vorrebbe un contratto di 1+1 almeno, no? Ma penso lui voglia tornare in Inghilterra anche per una questione di lingua, dicono in Spagna, ma lui comunque l'inglese lo parla, si tratterebbe di iniziare a oltre 60 anni tutta una vita nuova, anche linguistica. E per lui sai benissimo che il campo, il lavoro settimanale di Sarri è fondamentale e quindi è fondamentale, tu in campo non puoi allenare con gli interpreti e quindi Sarri è tra la Juve e l'esperienza all'estero. A Napoli che viene a fare Sarri? Non può vincere. Quelli che dicono no, ma è l'allenatore ideale perché plasma i giovani. Non intravedo una motivazione proprio di carriera nel tornare a Napoli, in un Napoli che si deve inquadrare di nuovo. Io questo credo sia la cosa importante che dobbiamo far arrivare. Non siamo il Napoli che contende lo scudetto alla Juventus in questo momento, che era una squadra forte perché forte, però comunque il Napoli ci si avvicina per un momento. Adesso devi lottare con l'Inter, devi lottare col ritorno del Milan. In che contesto si deve inserire il Napoli l'anno prossimo, qualsiasi sia l'allenatore che verrà? Due cose. La prima, io sono partito nella mia analisi di quest'anno che Napoli, io rispetto sempre il campo e dal campo parto, pure se tu hai avuto un torto, eccetera, alla fine devi accettare che tu con l'Inter a San Siro hai perso. E anche la reazione che hai avuto dopo una sconfitta che bruciava, no? Ho detto, beh, l'Inter poi ha messo il turbo e il Napoli ha perso con la Lazio e ha pareggiato col Torino, quindi Sì. seppure si sentiva defraudata da eventuali sbagli arbitrali, oppure dal fatto che era stata sfortunata, la reazione poi non è stata un'azione vincente. Quindi di nuovo il campo per me è veramente il padrone della situazione. Io non ho mai contestato, così si analizza il calcio, no, no, ma noi avremmo potuto, eccetera. Sì, C'è un aspetto importante che tu tra le righe non hai detto, ma bisogna dire. Ragazzi, il Napoli è una squadra vecchia. Noi siamo legati a queste immagini. Quando i miei colleghi dicono, vabbè, noi partivamo dal primo posto, al secondo posto e abbiamo snobbato il Milan. Il Milan è una squadra giovane, con un grande vecchio che è Ibrahimovic. Ma vai a vedere quanti 24 anni ha. Il Napoli c'ha quasi tutti classe 91. I due giocatori più giovani di Napoli sono uno che è contestatissimo, che è Elmas, vero. che viene mazzulato ogni domenica e non si sa che ruolo gioca, c'ha 21 anni, e l'altro ha le valigie in mano, che sono Fabian Ruiz, che è il vero giocatore su cui investire. Anche Rachmani ha 27 anni, cioè 27 anni in Europa hai già vinto la Champions League, perché ti buttano in campo a 17 anni. Cioè il Napoli è una squadra vecchia, quindi anche il mito di Sarri non viene a allenare dei ventenni, 24 anni che può plasmare, viene a allenare delle persone che l'anno prossimo avranno 31 anni, perché i due giovani del Napoli sono Meret, e io te l'avevo data la dritta, è uscita l'altro giorno sul Napolista, un bagagli in direzione Ancelotti-Everton, però il Napoli ha i tre giovani, Meret, Elmas e Fabian Ruiz, sono a rischio. Poi c'è Lozano che mi sembra che ha 24 anni, tutti gli altri sono anzianotti, anche Bobò.
Demme, Sì. Gulam, Koulibaly, Insigne, Di sono tutti Lorenzo, che 91. è l'unico terzino, insomma, su cui noi facciamo Sì, Enzo, affidamento. Malquit 91, perché Isai è andato via eppure è abbastanza giovane. Quindi è un aspetto, cioè, di nuovo ci torniamo, ma il Napoli ha le risorse, la voglia di non rifondare, proprio di cambiare strutturalmente un progetto e avere la pazienza societaria, giornalistica dei tifosi, di dire è un progetto da qui a 4 anni, ma veramente io prendo un allenatore 3 anni più uno e non lo tocco, pure se prende 5 sconfitte di seguito, non lo so. D'altra parte, a questo punto, se mi parli di età e di prospettiva, io devo parlarti devo chiederti di Osimhen, perché poi risulta lui quello che è stato forse in questo momento è uno dei più giovani, 22, insomma, si inserisce in questo discorso qua, ma è stato pagato tantissimo rispetto a quello che era l'abitudine del Napoli quando individuava delle giovani promesse. Parliamo di Hamsik, parliamo di Mertens, anche se non erano giovanissimi, ma arrivano pagati No, poco. Hamsik era proprio giovane, aveva Hamsik era 21 anni. giovanissimo, Mertens e Koulibaly arrivano insomma in una fase di crescita, ma pagati poco poi esplodono qui. Allora, l'avevo tenuto fuori, non che me ne sia dimenticato dell'età, perché questa in statistica noi la chiamiamo, visto che l'ho anche studiata, infatti, vallone anomalo. Se Mm. noi analizziamo i 14, non uno, mercati di Serie A del Napoli, togliamo la Serie B e la Serie C, non era mai successo una situazione del genere, che De Laurentiis non solo pagasse così tanto un giocatore, ma facesse quello che i ragazzi amano, no? Il Texal, il poker, no? O l'in sul tavolo verde. Tra l'altro in un settore dove Napoli era sostanzialmente comunque teneva botta, coperto, perché dove si doveva intervenire era, lo sappiamo, sui terzini, non dico nemmeno io nulla di nuovo, però è anche grave che non diciamo nulla di nuovo perché continuiamo a non intervenire sia Esatto. per una questione tecnica che per una questione ambientale, visto che avevamo un procuratore che ogni giorno si lamentava che Napoli aveva questa anomalia di nuovo dei tre terzini suoi assistiti, ma li ha portati lui. Se ti devo dire, non l'ho capita come operazione del mercato, a volte nelle operazioni del mercato nascondono anche dei segreti che non sappiamo, tra commissioni, atti accordi, eccetera. È un'operazione che per il Napoli ho giudicato da subito rischiosissima perché non c'è domani, cioè anche se la imbrocchi lo stesso è rischiosa perché comunque è un solo giocatore, cioè anche se questo esplode e tanto quest'anno te lo sei bruciato, per come è strutturato il Napoli che non c'ha un piano B, non c'ha il settore giovanile, non c'ha un bilancio strutturale che cresce di anno in anno ma invece è rimasto costante in 10 anni, è stata rischiosa quella di Cristiano Ronaldo, figura di Osimhen. Non paghi così tanto un giocatore, non è una questione di età, che comunque veramente non ha dimostrato nulla, perché tu non stai prendendo un giocatore dal campionato tedesco o inglese, ma ha fatto una sola stagione così così nel campionato francese, quindi è anche un campionato diverso da quelli top come l'inglese, il tedesco e quello spagnolo. Se dovesse esplodere, perché poi anche facciamo chiarezza sui numeri, Osimhen, quando dice no, non è costato 72, ha avuto un giro di affari di 72 milioni più bonus che non raggiungerà e il fatto che non li raggiunga è male È perché grave, significa che certo. il Napoli non ha raggiunto determinati obiettivi, che lui non ha fatto più di 10 gol, di 20 gol, quindi da un lato diciamo De Laurentiis non paga questi bonus, dall'altro è male perché significa che il Napoli non è andato male, poi bisogna vedere se era più conveniente raggiungerli questi bonus piuttosto che doverli pagare. E dice vabbè ma noi abbiamo dato Casnesis a 20 milioni, è stato supervalutato, l'avremmo potuto dare a di meno ma comunque investire questi 72 milioni senza bonus per due terzini e un centrocampista. Comunque il Napoli ha dovuto investire tutte le sue risorse perché poi il mercato di quest'anno del Napoli è stato Osimhen e in prestito Bakayoko. Mm. Cioè quelli che dicono il Napoli doveva vincere lo scudetto, mi spiace, non è un attacco ai miei colleghi. Signori, era la stessa squadra dell'anno scorso, togli Milik e metti Osimhen, togli Cagliaron e non metti nessuno, togli Allan e metti Bakayoko. Perché dovevamo vincere lo scudetto se l'anno scorso siamo arrivati settimi con quella squadra? E questo è probabilmente la domanda Domanda. chiave. E questa è la domanda chiave. Il bilancio del Napoli è totalmente diverso, ma totalmente, cioè 3 volte e mezzo inferiore dalla valutazione della squadra di Transfer Market rispetto alla Juventus. Questo è importantissimo, Guido, questo è importantissimo perché molto spesso qualcuno mi viene a dire, ma con questa squadra che vale... No, E non no, vale. ecco perché ti ho detto, se tu vorrai, Sì. chiaramente, ma visto il lavoro meraviglioso che fai di informazione ormai, e non solo di pathos e di emozione, è arrivato il momento di sbattere in faccia ai tifosi la realtà di quello che è un bilancio di una società calcistica che
molto diverso. Basti pensare che il bilancio, ma è la cosa meno importante, di una società di calcio ed è un caso unico, si chiude il 30 giugno, tutto il mondo di qualunque bilancio, della scuola, di una SPA, di una società di cosmetici si chiude il 31 dicembre. Ma la ragione per cui il bilancio societario della Juve si discosta molto poco con Transfer Market, cioè di 160 milioni, pensa un po' quanto è poco, quello del Napoli di oltre 350 milioni, cioè è proprio un'altra squadra perché si inserisce quello che si chiama di valore di aspettativa del giocatore, anche Sì. se il termine è in inglese, però andiamo proprio nel tecnico, qui gli amici bellini poi contesteranno che andiamo nel tecnico, però No, però io dobbiamo... credo che interesserà ai più e faremo una cosa, probabilmente faremo un ulteriore video e poi voglio portarti assolutamente dal vivo in modo tale che prendiamo anche le loro domande in una di questi giorni di pausa dal calcio giocato. Guido, io ti voglio ringraziare tantissimo per tutti gli spunti che ci dai, che mi dai anche in privato e niente, grazie, alla prossima. E buon lavoro a te e forza Napoli. Sempre. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato tasto, da sapere solo, non mi ricordo come mi chiamo.